Continua a viaggiare con noi, iscriviti al nostro canale, i nostri nuovi video ti aspettano, perché ogni viaggio è un'esplorazione, un divertimento, una magia e un sogno. Siamo arrivati nella nostra camera d'albergo a Lerici e attenzione, qui abbiamo Lady e questo è la terrazza del nostro albergo. Tra l'altro c'è gente che sta facendo, forse il bagno no, ma vabbè, se i fissi ci sono, però qualcuno secondo me in acqua poteva quasi andarci oggi. I ragazzi stanno giocando, finalmente la spiaggia è libera, contrariamente a tra poco quando sarà tutta occupata, però. E questa è Lerici. Davanti a noi chiude il Golfo dei Poeti, come sempre, Porto Venere, dove oggi abbiamo preso il traghetto per andare qui all'isola di Palmaria. E adesso chiudiamo la giornata e la serata a Lerici che ci aspetta per una bella cenetta. Buongiorno, da una sonnacchiosa Lerici. Davanti a noi, Palmaria, Tinello, Tina, l'isola più piccola, Lerici, la splendida luna che le sovrasta. Porto Venere, scusate. Il sole che sempre più illumina Porto Venere e la luna che si appresta a tramontarvi dietro, che si intravede a malapena perché c'è un po' di foschia, però è lì. E la luna cala dietro Porto Venere, la vedete forse a malapena proprio sopra, nell'angolo in alto, la vedete lassù, purtroppo velatissima. Castello di Lerici. Adesso finiamo di prepararci e andiamo a fare 2 passi nell'alba di Lerici. Buongiorno. Buongiorno amici di Animo e Viaggiare. Una giornata bellissima. Siamo di nuovo. Siamo ancora A Lerici. Fatta colazione. Adesso esploriamo la città. Facciamo un giretto anche al castello. Zampettiamo un po' tutto il giorno. Zoomata ancora sulle isole. Palmaria fatta ieri. E la splendida Porto Venere. San Terenzo oggi ci dovrebbe essere la regata. Abbiamo visto i cartelli ieri. Vedete le barche pronte sul bagnasciuga alla partenza. Vedete? La San Terenzo K. Coppa Italia, wow. Placida Lerici che piano piano si sveglia. Cominciamo a salire. Adesso saliamo al castello di Lerici.
panoramica su Porto Venere, da dove ieri abbiamo preso il traghetto per andare qua, l'isola di Palmaria. Abbiamo fatto tutto in cima di 190 metri d'altezza fino alla punta di qua che vedete dove ci sono le cave, e davanti a noi poi avevamo l'isola di Tino, che è questa qua. Dietro, che non vedete, c'è l'isola di Tinetto, che è più piccola. Se non sbaglio, Tino ci si può andare in estate, che sono i traghetti, a Tinetto no, perché è riserva solo, cioè è isola militare, soltanto il 13 settembre che c'è una festa è possibile accedervi. Vedi che si crogia al sole. Dentro al tunnel. Tunnel che dopo la passeggiata di dietro sul mare riconduce nel centro di Lerici. Mica a 360 gradi su Lerici e tutto quello che circonda San Terenzo. Gira. Qui abbiamo sempre Porto Venere, Palmaria, Olfo. E ritorniamo sul castello. Eccoci a San Terenzo, borghetto dove oggi c'è la regata, dove facciamo 2 passi e magari ci vediamo anche il castello. Parte la regata a San Terenzo. Entriamo dentro il borghetto di San Terenzo. Beh, una costante della Liguria è il salire e scendere. Scalini. Saliamo al castello di San Terenzo. La nostra escursione a Lerici con questa zoomata sul San Terenzio, la regata, il castello, e ci prepariamo invece a dirigerci verso la Lunigiana. Esatto, risaliamo l'Appennino andando a fare un giretto in Lunigiana prima di tornare verso casa. Perché l'avventura continua. Continua con Pali per viaggiare. Ciao. E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella, così quando pubblicheremo le nostre novità riceverete la notifica.